Mandiga in sardu, e questo è lo slogan di un'iniziativa della provincia di Nuoro e della regione per promuovere e valorizzare la lingua sarda e avvicinare i bambini al bilinguismo. Il progetto verrà implementato in tutti i 52 comuni della provincia. Per avviare i bambini alla lingua sarda si parte da gesti semplici e quotidiani come la preparazione di una merenda o facendo la raccolta differenziata, si legge in una nota. Il progetto sarà realizzato dagli operatori dell'Istituto Camillo Bellieni di Sassari e dai colleghi del Nuorese, che oltre ai laboratori di 2 ore per i bambini di 5 anni, realizzeranno anche corsi specifici per gli adulti. Il primo appuntamento si è svolto la settimana scorsa nella scuola materna di Bortigali. In questa occasione le educatrici hanno illustrato ai piccoli allievi gli elementi che compongono una genuina merenda fatta con i prodotti locali. Inoltre gli alimenti posizionati nei piatti in maniera particolare hanno consentito di disegnare delle figure che hanno permesso ai bambini di apprendere altre parole in sardo. Stessa tecnica utilizzata nel campo della raccolta differenziata. Parallelamente ai genitori sono stati illustrati i vantaggi del bilinguismo nello sviluppo cognitivo dei bambini e l'importanza di utilizzare il sardo in famiglia. Teorie avallate da importanti studi scientifici condotti anche dall'Università di Edimburgo in Scozia. I corsi intensivi per gli adulti, ricorda la nota, avranno invece la durata di 4 ore. Dopo un breve excursus sulla storia del sardo e sulle leggi di tutela delle minoranze linguistiche, verranno illustrate le regole principali della lingua sarda comune e il rapporto tra lingua parlata e scritta.